Niente oggetti in plastica usa e getta, Rapallo a partire dal prossimo anno. Dal 7 gennaio 2020 messi al bando bicchieri, posate, piatti, cannucce e sacchetti. È la decisione unanime del Consiglio Comunale di ieri sera. La scatola magica, il campus estivo curato dal Consorzio Tassano e Cinemover Foundation, ha coinvolto 25 ragazzi dagli 11 ai 14 anni a Santa Margherita Ligure. Obiettivo: stimolare la creatività attraverso nuovi linguaggi espressivi. In piena attività le due piscine comunali di Lumarzo e Cicagna, valida alternativa per sfuggire al caldo di quest'estate, sono molto apprezzate dagli abitanti della Val Fontana Buona. La testimonianza di Padre Olivo, 70 anni di sacerdozio, la fiducia in Dio, l'umiltà, l'importanza della condivisione nella vita comunitaria. Questa sera lunga intervista nella trasmissione Noi Chiesa. 90 anni festeggiati in musica per la sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi. A Rapallo il concerto dell'ensemble Rapallo Musica con il coro polifonico della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, Rapallo senza plastica a partire dal prossimo anno. La sesta città della Liguria per numero di abitanti mette al bando gli oggetti in plastica usa e getta da negozi, stabilimenti balneari, ma anche per feste, sagre, pranzi all'aperto. La data è quella del 7 gennaio 2020. Al prossimo anno dunque tutti si dovranno adeguare. Lo ha deciso il Consiglio Comunale di ieri sera in maniera unanime. Rapallo anticipa la messa al bando degli oggetti di plastica usa e getta. Dal 7 gennaio 2020 le attività commerciali e artigianali, gli ambulanti, ma anche gli organizzatori di feste, sagre, pranzi all'aperto non potranno utilizzare piatti, bicchieri, posate, sacchetti e cannucce di plastica usa e getta. Sì, invece ad oggetti biodegradabili, compostabili o riutilizzabili. È la decisione approvata in maniera unanime dal Consiglio Comunale di ieri sera, che ha approvato un ordine del giorno condiviso e sottoscritto da tutti i capigruppo, 5 di maggioranza e 2 di opposizione, che hanno a loro volta ritirato i precedenti ordini del giorno sul tema. La sollecitazione iniziale è stata della consigliera del Movimento 5 Stelle Isabella De Benedetti, che ha invitato Rapallo ad essere la prima città del Tigullio plastic free, sulla scorta di esperienze analoghe nello Spezzino. Invito raccolto dagli altri consiglieri, sebbene con qualche distinguo appianato nel corso della discussione. In precedenza il presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico ha letto le deleghe assegnate a giunta e consiglieri. Il sindaco Carlo Bagnasco ha tenuto per sé urbanistica, affari generali e cultura. Il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, servizi sociali, tradizioni e volontariato. Gli assessori Antonella Onzo Bilancio, patrimonio, servizi finanziari, Elisabetta Lai turismo, Filippo Lasigno lavori pubblici, Franco Parodi personale, polizia locale, viabilità, sicurezza, protezione civile, fondi europei. I consiglieri comunali: Salvatore Alongi ha ricevuto l'incarico a Sanità e Igiene, Maria Cristina Ardito a Castelli e Musei, Eugenio Brasei Edilizia Privata, Anagrafe, Studio Autostilo Piazza 4 Novembre, Alessandra Ferrara Mobilità Aziende Partecipate, Giuseppe Candido Servizi Tecnologici, Maurizio Malerba Parchi, Giardini, Cimiteri, Laura Mastrangelo Pubblica Istruzione, Vittorio Pellerano Sport, Fabio Proietto Frazione Demanio Ambiente, Elisabetta Ricci Pari Opportunità Politiche Familiari, Biblioteca e Ludoteca, Andrea Rizzi, Nettezza Urbana, Giorgio Tasso Commercio, Artigianato, Attività Produttive, Pubblici Esercizi, Daniele Trucco, Politiche Giovanili, Politiche Green, Tutela degli Animali. Il Consiglio Comunale ha eletto le commissioni consigliari permanenti che verranno convocate lunedì per l'elezione di Presidente e Segretario. Incendio nella notte in salita Cappuccini, nella Baia del Silenzio di Sestri Levante. Circa 400 metri quadri di cespugli e macchia mediterranea sotto la strada sono andati a fuoco per cause ancora da accertare, ma non si può escludere l'origine dolosa. Per spegnere le fiamme, viste le dimensioni della strada, è dovuto intervenire un mezzo apposito e più un piccolo giunto da Genova. Al lavoro 2 squadre dei vigili del fuoco dall'1:10 fino alle 4:15 di questa mattina. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e, nel caso di dolo, ovviamente di individuare eventuali responsabili. C'è stato un incidente questa mattina a Ponte di Gaggia, nel comune di Ne. Intorno alle 5:45 un ragazzo a bordo della sua auto, molto probabilmente a causa di un colpo di sonno, è andato a sbattere contro le protezioni laterali di uno dei ponti nel tratto iniziale della strada provinciale 26 della Val Graveglia. Rimasto incastrato nelle lamiere del veicolo, che si è ribaltato su un fianco, è stato
liberato solo grazie all'aiuto dei vigili del fuoco di Chiavari, che sono giunti sul posto assieme al personale medico del servizio 118 e ai carabinieri. Una volta estratto, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, per lui ferite giudicate non gravi. Nell'incidente non è stato coinvolto nessun altro mezzo. Ultimo giorno per il campus estivo La Scatola Magica, curato da un educatore del Consorzio Tassano e dai formatori di Cinemovil Foundation. Il progetto, rivolto a 25 ragazzi degli istituti comprensivi del territorio che frequentano le scuole medie, ha come obiettivo lo sviluppo della creatività attraverso attività di vario genere. Il campus si è svolto presso la scuola media di Santa Margherita Ligure e fa parte del progetto multiregionale Movimenti, che per una durata di 3 anni prevede diverse azioni sul territorio del Tigullio per contrastare la povertà educativa minorile. Stimolare la creatività dei ragazzi con attività di gruppo che sviluppino le loro capacità tecnico-artistiche. Questo l'obiettivo dei formatori del campus, che guidano i partecipanti attraverso le varie fasi di creazione di un cortometraggio incentrato su Leonardo da Vinci e le sue opere. E li coinvolgono in attività come ad esempio in questo caso specifico l'educazione ai media, la creazione di un cortometraggio, di un video, come montare video, ma anche laboratori teatrali, come avete potuto vedere, varie attività teatrali che aiutano a collaborare, a crescere insieme, anche se sono tutti ragazzi che non si conoscono tra di loro, quindi li aiuta a crescere. Ci concentriamo sulla conoscenza reciproca del gruppo stesso, qualora i bambini non si conoscessero, e sul creare un clima di fiducia reciproca necessario proprio per creare le fondamenta utili alla creazione, attraverso esercizi sulla fiducia l'un con l'altro e sensoriali. Si riscontra, diciamo, una difficoltà che in questo caso è quasi transgenerazionale, nel senso che a qualsiasi età vi sono delle inibizioni e una prudenza anche per certi versi sana. Durante gli esercizi però tutti questi limiti vengono superati abbastanza facilmente, ovviamente con un po' di tempo. Il campus introduce i giovani ad alcune delle nuove tecnologie e alla pratica delle arti visive e performative, sia per sperimentare nuovi linguaggi, sia per favorire le loro capacità espressive e aiutarli a scoprire le proprie attitudini. La cosa che mi piace di più è comunque anche instaurare un rapporto con gli altri, iniziare a fare attività mai fatte, che fatte con persone conosciute possono essere diverse, però anche con persone sconosciute crei un legame facendo delle attività, in questo caso molto particolari. Quindi comunque a me è anche molto piaciuto fare queste attività e secondo me, a parere mio, è più divertente farle con persone che non conosci, perché puoi instaurare nuovi rapporti facendo queste attività. Sugli autobus di ATP sono iniziati controlli anti-evasione nelle ore serali. Sulle 2 tratte maggiormente frequentate del Tigullio, ovvero quella fra Rapallo, Santa Margherita e Portofino e quella fra Chiavari, Lavagna e Sestri Levante, gli agenti verificatori hanno controllato nelle scorse notti 1200 passeggeri, rilevando un tasso di evasione pari a circa il 10%, il doppio di quello riscontrato normalmente di giorno. I controlli erano tesi a verificare la regolarità dei titoli di viaggio, ma anche a garantire la sicurezza a bordo dei mezzi con il supporto delle forze dell'ordine della zona. Per chi non vuole percorrere decine di chilometri per raggiungere il mare, c'è il servizio offerto dalle piscine della Val Fontana Buona, una valida alternativa per sfuggire al caldo di quest'estate. Aperta da pochi giorni, quella di Lumarzo, già attiva da giugno quella di Cicagna. Le 2 strutture sono apprezzate per il servizio offerto. Siamo andati a vedere. Per molti residenti in valle sono state la salvezza dalle temperature record della scorsa settimana. In ogni caso, le 2 piscine comunali della Fontana Buona, quella di Lumarzo e quella di Cicagna, sono una valida alternativa per chi non vuole percorrere decine di chilometri per raggiungere il mare e trascorrere in pieno relax anche un semplice pomeriggio. Le 2 strutture, attive ormai da alcuni anni, hanno aperto ormai da giorni e hanno fatto registrare da subito il pienone di accessi, come quella di Lumarzo, che ritrova la gestione delle 3 passate stagioni ed è stata oggetto di un profondo intervento di riqualificazione che l'ha resa maggiormente fruibile anche ai più piccini. Ha il pavimento completamente rifatto, sono stati fatti dei lavori anche ai filtri
tutti i muretti di recinzione e di contenimento e anche la nuova uscita di emergenza. Anche le docce sono state rifatte e gli spogliatoi? Sì, esatto, anche le docce sono state fatte quest'anno, gli spogliatoi sono stati solamente rinfrescati perché erano stati fatti qualche anno fa. Tanti bambini che vediamo, quindi un punto di riferimento, di ritrovo per questi ragazzi che evitano così di scendere al mare. Esatto, è un punto di ritrovo per tutti, grandi e piccini, soprattutto per i bambini, il servizio è comodo, c'è il bagnino, quindi è una cosa abbastanza pratica anche per i genitori. Una nuova gestione invece, anche in questo caso molto apprezzata, per la piscina di Cicagna, che ha potuto riaprire grazie all'accordo tra il Comune e la curatela che sta seguendo il fallimento della precedente società affidataria della struttura. Ad arricchire l'offerta una piccola vasca idromassaggio e numerosi corsi di nuoto e acqua gym. Corsi di acqua gym e corsi di nuoto per piccini e per adulti, servizio bar, servizio di compleanni, si possono organizzare feste e tante altre belle iniziative. Quest'anno è stata veramente una bella riscoperta di questa piscina. Anche perché il caldo, le alte temperature si sono fatte sentire, è un'occasione per trovare un po' di refrigerio. Sì, diciamo che le temperature hanno agevolato anche, però possiamo riscontrare un servizio veramente eccelso. Taglio del nastro a Rapallo per la riqualificazione dell'area comunale di Via Laggiaro tra Via Norero e Salita Paxo. L'intervento ha comportato la realizzazione di alcuni posti auto e posti moto a raso. Parte dell'area è stata destinata a spazi ludici e di aggregazione del quartiere. Progettista dell'intervento è stato l'architetto Giovanni Giardini. La pubblica assistenza volontari del soccorso di Sant'Anna a Rapallo festeggia il 50° anniversario di fondazione. Domani mattina alle 9 la Santa Messa nella chiesa di Sant'Anna, alle 10 l'inaugurazione dei nuovi mezzi, seguirà la premiazione dei militi. 94 anni portati splendidamente, 70 anni di vita sacerdotale da raccontare. Questa sera nel corso della nostra trasmissione Noi Chiesa potrete seguire una lunga intervista a padre Olivo Pallanc degli Scolopi di Chiavari, che racconta le sue esperienze pastorali fra i giovani a Roma, a Milano e offre a tutti una testimonianza di fede e di dedizione alla Chiesa. Ora vi anticipiamo un piccolo passaggio. Fidarsi di Dio è il segreto per percorrere con gioia il cammino della vita. Fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio. E in questo modo qui sono andato avanti. Per vivere bene la vita ci vuole entusiasmo. Cioè darsi ragione di quel che faccio. Non è facile. Possono capitare anche le crisi, però approfondire la crisi si fa presto, ma capire la ragione della crisi è un po' più difficile. In 70 anni di vita sacerdotale le crisi, quindi lei le ha affrontate così, approfondendone le cause? Approfondendo le cause e pensare a chi mi ha chiamato, perché la vocazione è un dono. Se riesco a fare qualcosa di bene, di che merito? Di quel di sopra. Tutto sta lì. E che si pensa poco a quel di sopra. Si pensa al fare. E un po' questo è la crisi che hanno un po' anche i diocesani. Il fare, ma prima bisogna essere. Il fare segue l'essere. E allora... No, ci vuole una buona dose di umiltà. Non credersi chissà che cosa. La crisi non è della persona, è la crisi della comunità. Ed è un guaio. L'importante della vita consacrata è la comunità. Ma perché? In quanto la comunità è segno dell'amore trinitario di Dio. La vita consacrata è l'autorizzazione di questa carità, di questo amore di Dio trinitario. Ma dove si realizza? Nella comunità. Quindi quando uno fa una programmazione, la deve essere approvata da tutta la comunità. Non vado io per conto mio.
Dunque l'intervista a Padre Olivo questa sera a partire dalle 21:10 nella nostra trasmissione dedicata alla vita della nostra diocesi Noi Chiesa. Inizia domani il tempo di preparazione alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine nella parrocchia di Sant'Antonino Martire a Castiglione Chiavarese. Sabato alle 20:30 la messa, domenica la Santa Messa a partire dalle 10:30. Lunedì 15 luglio alle 19 l'offerta dei fiori alla Madonna e la benedizione dei bambini. Martedì 16 luglio la messa solenne sarà celebrata dal Vescovo a partire dalle 10:30. Alla sera alle 20:30 il Vespro e la processione con la riflessione di Don Stefano Giupponi. La comunità parrocchiale di Nozzarego a Santa Margherita Ligure è in festa per la Madonna del Carmine. Oggi pomeriggio alle 18 la messa sarà presieduta dal parroco Don Alessandro Giosso. Domenica alle 10 il Vescovo Alberto Tanasini presiederà la messa solenne. Nel pomeriggio di domenica alle 17:30 la celebrazione dell'Eucarestia presieduta da Don Giuseppe Privitera, parroco di San Lorenzo della Costa. A seguire ci sarà la processione. Martedì 16 luglio infine alle 18 la Santa Messa presieduta da Padre Francesco Calvi dell'Ordine dei Frati Minori di Milano, al termine della quale ci sarà la benedizione degli scapolari. Un compleanno festeggiato in musica per la sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi, l'associazione che tra le altre cose si occupa di accompagnare i malati al santuario di Lourdes è stata festeggiata appunto a Rapallo con un concerto molto apprezzato dell'ensemble Rapallo Musica e del coro polifonico della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Anni festeggiati con la musica di Mozart, Bach e Vivaldi, ma anche con i brani dei maestri Campodonico, Frisina e Dante Sciutti per la sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi. A Rapallo, nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, sono state coinvolte diverse realtà che hanno voluto così portare il loro contributo per sostenere le diverse attività portate avanti dall'associazione. Questo concerto si inserisce quest'anno nelle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione della nostra sottosezione. È un concerto organizzato in collaborazione con l'associazione Rapallo Musica e il coro polifonico della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Durante il concerto sono state raccolte offerte a sostegno delle attività della realtà che è pronta ad accogliere anche nuovi volontari. Intanto la sottosezione Unitalsi di Chiavari si prepara per l'annuale pellegrinaggio mariano a Lourdes, che quest'anno si svolge nel periodo dal 4 al 9 settembre con diverse partenze dal Tigullio. È prevista la partecipazione alle funzioni al santuario, la processione a flambeau, la Via Crucis, la messa internazionale e la processione eucaristica. Dal 4 al 9 settembre saremo in pellegrinaggio a Lourdes, il pellegrinaggio regionale in treno dedicato a malati e disabili. Abbiamo anche in programma il pellegrinaggio in pullman, sempre in questo periodo, e il pellegrinaggio in pullman a Lourdes a fine settembre. Il concerto sarà trasmesso integralmente domenica sera a partire dalle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Questa sera a Rapallo sbarca Generation, il concerto di rap emergente ligure che è stato organizzato dal Centro Giovani Fuori dai Binari, che mette a disposizione dei ragazzi della città spazi e strumenti per l'espressione musicale, video, fotografica e artistica in generale. L'appuntamento a partire dalle 20:30 in piazzetta Davico. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti. Sconfitta per tutti, questo è il titolo di Avvenire. Vincent Lambert, morto dopo 10 giorni dalla sospensione dei trattamenti. In Italia ha ribadito il no delle realtà cattoliche all'introduzione dell'eutanasia. Il Papa: la vita ha sempre valore. Parla il giurista Gregor Pupnik, una battaglia che può aiutare altri malati. Siamo nel Golfo Persico, blitz veri e presunti e tensione nel Golfo. Londra contro l'Iran, dice assaltata una nave, ma da Teheran ripetono è falso. Russia, si indaga sulla Lega, rottura per le autonomie, inchiesta a Milano, il Movimento 5 Stelle invoca una commissione, il ministro Fontana via le sanzioni a Mosca. E poi siamo appunto ad altri titoli sempre di Avvenire.
Gli affidi illeciti, già ridiscussi 5 casi, e invece a Mezzanone, ruspe tra le proteste giù il ghetto pugliese. Andiamo all'interno di Avvenire, ruspe, pietre e contestazioni via da Borgo Mezzanone, abbattute 35 baracche tra attività commerciali illecite e abitazioni, attualmente ci vivevano 1600 migranti, momenti di tensione e gas lacrimogeni, ho un lavoro e ora che cosa dovrò fare? Secolo XIX, Manette al re dei buoni pasto, si parla dell'indagine di Qui Group a Genova, sequestrati beni per 80 milioni, Fogliani in cella domiciliare a moglie e 2 figli, l'accusa bilancio falsificato e fondi all'estero. E invece sulla vicenda Alitalia, i Benetton più vicini ad Alitalia, Atlanta prepara il piano e anche il Tesoro, il Ministero del Tesoro dà il via libera. Toti, 10 giorni per capire se resto, Berlusconi cerca chi può sfidarlo, Forza Italia è sempre un po' dentro la bagarre. Tria, conti pubblici, nuove regole in Unione Europea, Carige e fiducia in un esito positivo, l'intervista al Ministro dell'Economia. E poi per le spiagge, tappa Santa Margherita, materassoni e champagne allo stabilimento del Covo rinato dopo la mareggiata, e ancora dal cuore ballerino alla vetta, Ciccone maglia gialla al Tour de France. Sempre dal secolo di oggi, il sindaco di Orero vuole recuperare il borgo fantasma di Costa di Soglio, e invece a Santa Margherita Ligure il sindaco vieta il fumo sulle spiagge, da lunedì le multe. Andiamo a vedere appunto all'interno del secolo. L'ordinanza vieta anche di gettare mozziconi al suolo e in acqua, ai tabagisti restano solo aree appositamente delimitate e munite di posacenere. L'ordinanza andrà in vigore il 15 luglio fino al 30 settembre, 500 euro la sanzione massima per i trasgressori. E ancora nel Levante, cantieri d'estate, code e deviazioni, ecco la mappa dei percorsi a ostacoli. Sestri sospende i lavori non urgenti, Lavagna fa i conti con la rotatoria di via Moggia che vediamo qua nella foto, e l'entroterra con le buche, la 227 è ancora in crisi. Le vallate, asfaltatura alla 225, e poi imminenti i lavori su 586 654 in Valle Sturla e Val d'Aveto. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela. A Rapallo ha preso il via questa mattina il servizio di pulizia delle spiagge pubbliche, affidata alla cooperativa sociale Il Rastrello. È previsto un doppio passaggio da parte degli operatori, uno mattutino con sistemazione della spiaggia e uno nel tardo pomeriggio. Il servizio fa parte della pulizia territoriale extraurbana e prevede la raccolta differenziata sia dei rifiuti spiaggiati sia di quelli che vengono abbandonati dai frequentatori delle spiagge impropriamente. Il materiale raccolto viene conferito alla ditta Prica, gestore del servizio di nettezza urbana. Dalla redazione è tutto, la linea allo studio. Grazie, terminiamo così questa edizione di TV di oggi. La prossima andrà in onda a partire dalle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.